E siccome tutti noi siamo di passaggio, Sì. come se lo immagina quel giorno lì? Un salto nel buio. Però con la stessa incoscienza di quando sei Ah, diventato... sì, come sono diventato sindaco. Schietto come sempre, Giancarlo Gentilini ha immaginato così ieri sera alla fine della sua storia terrena. La confidenza il giorno del suo 95esimo compleanno con una puntata speciale della nostra storia in diretta da casa sua con gli auguri della moglie Maria, oltre che delle migliaia tra telefonate, messaggi e mail, segno del grande affetto della gente per un uomo che ha scritto una pagina di storia di Treviso. 95 anni, dei quali 20 come sindaco di nome e di fatto per la città che l'ha accolto in tenera età quando la famiglia ha lasciato Vittorio Veneto. Un ventennio di fuoco iniziato con l'eliminazione delle panchine davanti alla stazione per evitare il bivacco dei primi extracomunitari. Dal momento che ho abolito le panchine non ho avuto altro che encomi e soddisfazione da parte dei cittadini. Uno che aveva in sé il potere di decidere. Decisioni semplici, decisioni epocali, come la scelta di cambiare la viabilità cittadina. Era il 9 luglio di 24 anni fa. Pensa che il PUT avevamo fatto una via di percorrenza e il resto tutti i parcheggi. Maria Dio, un disastro. È cambiato in 12 ore, cambiato tutto. Però- È stata una scelta vincente che passerà alla storia. Scelte vincenti ma anche decisioni che tornando indietro Gentilini prenderebbe in maniera diversa, come per l'Appiani e l'appoggio alla volontà di Dino De Poli. Giancarlo te vedrà che dopo tutti quanti vai vieni a abitare, eccetera. Sì, è stato forse un sogno di gloria che a lungo termine vedi come... Ma tornando indietro, Tornando indietro, io credo che non l'appoggerei più. Un rapporto con il presidente di Fondazione Cassamarca che Gentilini ha ricordato così. Non tirava la parola proprio, aveva sempre la mia dritta dappertutto, il sindaco dei Tombini, delle Fogne, che vabbè, ma non l'abbiamo visto, che se fosse stato per lui, Treviso non avrebbe avuto l'aeroporto di Treviso. Per esempio, come mai non mi hai appoggiato per l'aeroporto di Treviso? Un impegno, quello da sindaco, che continua nonostante la sconfitta alle elezioni del 2013, con i consigli che quasi ogni giorno consegna agli uscieri perché arrivino all'attuale primo cittadino Mario Conte, che ieri sera non è mancato per gli auguri. Ne approfitto proprio per ringraziarti per l'uomo che sei, il sindaco che sei stato. Ricordati che tu sei un mio erede, applica sempre tutti i principi che io ho applicato in tutti i miei anni e vedrai che sarai sempre un vincente e un vincitore. Ma forse gli auguri più emozionanti Gentilini alla fine li ha ricevuti dalla moglie Maria. Devi essere orgoglioso per il percorso che hai fatto, devi essere felice anche per il percorso che abbiamo fatto io e te, che ci vogliamo bene e che stiamo bene ancora insieme, ok? Grazie Tanti auguri!